Venendo al tema di oggi, io pensavo che, stavo riflettendo mentre ascoltavo gli interessanti interventi, in particolare il primo, che purtroppo non ho sentito completamente, che mi hanno preceduto, pensavo che i miei antenati non parlavano, i miei antenati tutti della regione Piemonte, cioè della Val Pellice e della Val Chisona, della Val Germanasca per la precisione, non parlavano piemontese fra di loro perché parlavano la lingua occitana, ma quasi tutti lo sapevano, perché per commerciare con altri agricoltori, altri che stavano a pochi chilometri di distanza nella pianura appena fuori dalla Val Pellice o dalla Val Chisone, dovevano per forza parlare il piemontese. E mi fa davvero strano pensare che la lingua, che quella minoranza alla quale io appartengo, alla quale appartenevano i miei antenati, sia riconosciuta, mentre la lingua che era parlata dalla maggioranza dei loro contemporanei e dei nostri contemporanei non sia riconosciuta. Per cui sono particolarmente contento di aver sostenuto e di sostenere questa proposta. Io ringrazio voi di Gioventù della Piemontesa per averlo sostenuto in modo così concreto, forte, sobrio, ma davvero che dà forza a tutti noi per sostenere queste proposte. Credo che adesso dovremo fare, ma in tempi brevissimi, come già stato detto da chi mi ha preceduto, dovremo fare un'azione raccogliendo tutte le firme dei parlamentari piemontesi che non avessero ancora firmato e chiedere ai deputati e ai senatori delle rispettive commissioni l'inizio del disegno di legge. Quella Camera, quella dei due rami del Parlamento che darà più affidamento di proseguire, di andare al risultato, credo che dovremo metterci d'accordo, comunque è previsto questo meccanismo, per portarlo avanti, ma intanto andiamo avanti dalle due parti perché non dobbiamo lasciare nulla di intentato, forti appunto di questo sostegno che è veramente estremamente importante, di cui vi ringrazio. Grazie.